io credo che nella mia vita avrò amato tante canzoni e sicuramente tra quelle che ho amato c'è anche Labyrinth di Elisa. Più la sento anche a distanza di anni e più mi piace. Bene, sono le 13:30 di questo martedì 23 febbraio. Suona il telefono e io dico pronto, chi è? Mari Fabio, Jonathan, niente, per carità, ma no, Jonathan, oggi mi sento un po' canterino, capito? Mi sento un po' canterino. Mi pare un po' cantarano, come stai, mare? Abbastanza bene. Serata allucinogena, mare. Allucinante, allucinante, mare, sì, eravamo troppo tranquilli, eravamo troppo messi, come sempre, eravamo a festeggiare alle Camastice, mare, che tornavo con noi. Ecco che nuovamente uno di voi. Portiamo magari a Andrea, Andrea uno dei gemelli sì, ho capito. A Luca Andrea. Sì. Luca non ci vuoi venire di male. E perché? Non lo so, ci siamo questa ragazza, ci vedi su Andrea, mare, andiamo a mangiare bello panino, mare, di Paola Bizzocca, mare Paolo, sei il numero uno, mare. Bene, quindi avete passato una bella serata alla faccia di Maria Pia. Bella serata, mare. Ma non sai niente, mare, non l'ha leggiuto i giornali? No, veramente no, ancora. Non leggiamo i giornali, non lo so, non ho letto ancora il quotidiano. Lì Camastici si pigliava un solito panino, mare. Cioè? Io ci piglio panino, wuster, salsa piccante, ci metti funghi e maionese, poi ci metti un'insalata capricciosa, cipolla, 2 fettine di melanzane, scusa, ma in quanti un po' di parmigiana. Quanti lo preparano sto panino? No, ma sempre Paola Bizzocca, ma è il numero uno, male, sempre il numero uno. Io ci metti poi, dopo ci metti di supera così come contorno, ci metti magari pocchette di formaggio di supera, mi si appoggiati. Quanto è grande sto panino? Vale, e poi ci metti un sacco assai di maionese, tabasco, vale, e tomato. Mi sta venendo da vomitare. Patatine. Mi sta venendo da vomitare. Vale, wuster, ma un civili ho messo dopo panino, troppo ammucciato, vale, troppo ammucciato, troppo imboscato, vale, si chiama panino con viucce di imboscato, bene. Vale, oddio, lì Camastici, ci vuoi che andare a mussocuri in do panino, ci schiddavo wuster, male, con tutta la maionese, male, picchiavo Andrea preciso dall'occhio, male, tipo proiettile, male, con tutto il tabasco sopra, male, ci abbambava come un bazzo, troppo consumato, male, troppo verso, incredibile. Poi siccome c'era l'amico nostro che era già presente, male, che ci stava mangiando un panino cacanni cavallo, sì, così, sul leggero, male, ci piace cacanni cavallo, sì, e si chiama io, male, Tino Imbrusatori, male, gli fa Imbrusatori il numero uno, male, campione mondiale di imbrusatura, fu magari medaglia d'oro alle Olimpiadi, male, di imbrusatura, esistono delle Olimpiadi di imbrusatura, male, ci penso io che c'hai un collirio nuovo, una macchina, e ne picchiavo, male, sto tubetto nuovo, nasci subito, ci mise con dall'occhio, male, Andrea, faceva come un bazzo, male, era troppo consumato, con l'occhio. Mare, come ci misimo giù dobetta, cominciava a chittare schifi. Ma come, scusa? Ci diceva, mare, Andrea, non ti preoccupare. Io tabasco, mare, che ti stai bambando, non ti preoccupare. Era un disinfettante. Ma quale, mare? C'era scritto l'occhitite. Ma siete impazziti, Tiro bruciatura, mare, ma che mirasti l'occhitite? Io mi dici, mare, l'occhitite è pillocchi, no, l'occhitite è pillocchi. Cioè, questo è un farabutto davvero, cioè vi ha fatto una improsatura anche in una situazione così complicata. E poi ci magari 20 euro, mare. No! Ma non solo, mare, allì Camastici, che rispetto, c'è lì l'occhio e sta giù subito, mare, che era Mastice, no? E cioè, ora come facciamo? Lo buttiamo pronto soccorso, mare, vabbè, va, la spurichiamo noi. Una serata da dimenticare. Sì, mare, in tempo dall'occhiettine, da specie di Mastici, mare, diventava un rurururu. Mamma mia. Picchiavo chiedo sempre di un bruciatore, andava macchina, picchiavo un po' di cattavicciata di chita fina. Ci raspamo tutto l'occhio, mare, poi continuando. Ma siete impazziti? Finalmente ci porto la per l'occhio. Ma siete impazziti, cioè non so cosa avete trovato. C'aveva l'occhio troppo perso. Immagino. Come ci l'avamo accompagnare a casa, mare. Che c'entra? Ma poi era questo il problema, no? Ci si ne accorgeva a copo, perché siccome c'avevo un frate gemello che è Luca,
come vireva vicino, vireva che uno aveva l'occhio diverso. Ma no? roba da matti, ma siete impazziti? Senti, Maro, buttiamo a casa del Licamastice e ci diciamo con Lirio che è davvero, perché il Licamastice. Maro, con Lirio ci portano con l'autobotta a casa. Come io consuma con Lirio con l'autobotte, fa pensare che il Licamastice, pare, a mattina a doccia si fa con Lirio, pare, ci ho poco consumato. Basta, e finalmente mi ci può passare sto occhio, Andrea, anzi lo voglio salutare. Bene. Andrea, sei il numero 1, bene mare, non ti preoccupare, occhio vivo. Mare, una battuta, sì, ma non si ironizza dopo che quello ha passato una notte così, diciamo, ai limiti del dramma. Vabbè, Mare, sono cose che capitano. Ma a tutti può capitare che ci scritto un booster del panino, no? Non sempre sono cose che capitano tutti i giorni. Ma insomma, direi, a me comunque, per esempio... Mare, non è mai successo. Una canzone per me. Guarda, metto una canzone di Sanremo perché sono rimasto un po' impressionato da questa storia che mi hai raccontato, e allora voglio mettere una canzone di Arisa che sotto Arisa. Vale. Arisa è quel personaggio, hai presente quella ragazza con quegli occhialoni? Arina. Uriso, Arina. Arisa, si chiama Arisa. Allora, siccome abbiamo parlato di questi problemi negli occhi, lei ha degli occhialoni enormi. La prossima volta, quindi, consiglia al tuo amico di venire con voi in comitiva, andare a mangiare il panino dalla vostra amica Piera. Però insomma, si chiama Paolo. A Bizzocca, Paolo è mascolo, vale Piera, però voglio dire che si possa portare degli occhiali così grandi in modo che eventualmente il Gustel non schizzi sulla sua pupilla. Lo capisci, Andrea? Andrea, la prossima volta che di Paolo a Bizzocca metti talenti rosoldatori in mare. Ecco, perfetto. Modello Arisa. Ciao ragazzi, mare. salutatemi ciao, Piera. Mare. Ciao. Saluta Licamastice. Si chiama Paolo, si chiama Piera. Ciao. Ciao.